2 anni fa abbiamo chiesto l'abolizione totale di tutti i vitalizi. Visto che purtroppo ad oggi è ancora lettera morta, chiediamo che intanto chiunque abbia patteggiato per reati gravissimi, come penso a reati anche di corruzione, non riceva più il vitalizio, venga abolito. La proposta di legge regionale del Movimento 5 Stelle riguarda chi ha patteggiato una pena inferiore a 2 anni e 6 mesi, che attualmente continua a percepire il vitalizio dalla Regione Veneto. Mentre per i consiglieri attuali ci si sta lentamente muovendo verso l'abolizione di questo odiato privilegio, con la proposta del leghista Marino Finozzi, che dovrebbe eliminare definitivamente anche la forma oggi in vigore, assai più blanda rispetto al passato, resta il tema dei 245 ex consiglieri che continuano a percepire l'emolumento, nonché a difenderlo con le unghie e coi denti nelle sedi istituzionali. Chiediamo che venga abolita anche, venga tolta dai finanziamenti regionali l'associazione ex consiglieri, ovvero l'associazione che difende il vitalizio, questo odioso privilegio che va, ripeto, abolito definitivamente. Risale a circa 2 anni fa, ricorda Berti, una nostra proposta di legge relativa all'abolizione dei vitalizi, alla riduzione degli stipendi e all'introduzione di un vero sistema contributivo per le pensioni dei consiglieri regionali, uguale a quello in vigore per tutti gli altri cittadini. Tutti i gruppi politici si erano dimostrati a parole ben disposti, ma ad oggi nulla di concreto si è visto. Io dico solamente che se venisse applicata la legge Fornero a tutti i politici sarebbe un momento di giustizia, di equità. È quello che noi abbiamo già chiesto a livello nazionale e che ovviamente vogliamo anche qui a livello locale. Solamente giustizia ed equità per tutti i cittadini.